Cari telespettatori, grande attenzione, perché? Perché ci sono purtroppo sempre più truffatori, sempre più raggiri e truffe. Quindi a che cosa in modo particolare porre l'attenzione? A tutto. Con noi Paolo Carlotto, SPCGIL di Padova. Grazie di essere qui con noi. Lei è stato un poliziotto, ex SILP, sindacato di polizia, una grandissima esperienza. In grande sintesi, cosa diciamo ai nostri telespettatori? Che bisogna sempre stare molto attenti alle persone che ci circondano, non bisogna essere spaventati, non bisogna essere preoccupati, ma attenti sì. Vi sono purtroppo numerosissimi modi per compiere queste truffe. C'è il mondo del web. C'è il mondo del web, ci sono le telefonate truffaldine, ci sono persone che si fingono altre persone per entrare in casa. Questo non colpisce solamente le persone anziane, colpisce tutti quanti, ma le persone anziane sono devono stare particolarmente attente perché sono per situazioni particolari più fragili, più vulnerabili. Ogni giorno ne inventano una di nuova. Ecco, questo è importante, che siccome c'è una grandissima inventiva, è un'arte quella del truffare, è diventata molto sofisticata, non bisogna fidarsi. No, bisogna sempre, appunto, bisogna diffidare e cercare di capire quali sono le situazioni. Sono talmente tante che è impossibile in pochi minuti anche spiegare quali siano le principali. Comunque c'è il mondo telefonico, c'è il mondo telefonico, c'è la telefonata del finto poliziotto o del finto avvocato che chiede dei soldi perché il figlio ha avuto un incidente, e ovviamente non è vero, oppure è stato arrestato e allora vengono chiesti soldi per la cauzione che non esiste in Italia, non siamo in America. Quindi richieste dei soldi oppure entrare in casa dietro false sembianze, esatto, per rubare dei soldi. Esatto, per poter perlustrare la casa e prendere gioielli, denaro e cose. Per strada uguale, anche qui si può venire avvicinati da finti amici o gente che seguiti nel tempo. Esatto, e si viene seguiti. E poi c'è tutto il mondo del web, dove ogni giorno anche lì ne inventano una. Direi che ci sono alcune cose che forse bisogna tener conto. Intanto, appunto, a volte è anche necessario diffidare e dare fiducia a persone che si conoscono. E poi anche non cedere all'ingordigia, cioè al pensare che quando c'è il guadagno facile sia veramente un guadagno facile. Molte volte è un'esca. Andare a denunciare. E soprattutto, questa cosa è importantissima, andare a denunciare. Bisogna andare a denunciare, non è colpa del truffato se viene truffato, è colpa del truffatore che è un delinquente. Non bisogna sentirsi in colpa perché si è rimasti vittima di criminali di questo tipo. Assolutamente, grazie veramente di averci supportato in questo, quindi denunciate, non abbiate paura, serve anche alle forze dell'ordine per capire dove puntare maggiormente l'attenzione, dove fare più controlli ancora. Grazie di averci seguito e naturalmente a presto.